ministro della Giustizia Carlo Nordio ha acquisito una relazione della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, davanti alla quale si sta celebrando il processo bis sul femminicidio di Lorena 40, la giovane favarese uccisa dal fidanzato nel marzo del 2020. Ha reso nota la comunicazione il quotidiano Grandangolo, che sottolinea come la nuova circostanza emerge dalla risposta scritta del Guardasigilli ad una interrogazione presentata lo scorso 4 novembre dalla deputata agrigentina Giovanna Iacono, che insieme ad altri colleghi aveva manifestato alcune perplessità all'indomani della decisione della Cassazione di annullare la sentenza di condanna all'ergastolo limitatamente alla concessione delle attenuanti ormai note come stress da Covid nei confronti dell'ex fidanzato della povera Lorena. Da tale relazione, scrive il ministro, si evince che, fermo restando che la responsabilità dell'imputato per il femminicidio è stata definitivamente accertata, al giudice del rinvio è stato rimesso di vagliare nuovamente il solo profilo afferente alla riconoscibilità delle attenuanti generiche. Il Guardasigilli prosegue, ci ha detto, trattandosi di vicenda ancora sub iudice, il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria precedente impedisce di entrare funditus nel merito della decisione. Il processo riprenderà il prossimo 28 novembre, quando, dopo eventuali repliche, potrebbe già essere emessa la nuova sentenza.